Ultime ore per raccogliere le 4.000 firme e candidarsi alle primarie del Partito Democratico fissate per il 30 novembre, fine settimana di super impegni per i tre sfidanti, Antonino Pipitone dell'Italia dei Valori e le due donne del Partito Democratico, Simonetta Rubinato e Alessandra Moretti, in queste ore divisa tra Treviso e Belluno. Alessandra, piacere. Un giro al mercato accompagnata da sindaci ed ex sindaci donna e poi strette di mano e presentazioni per una tra le first lady del Partito Democratico Veneto. Mi rivolgo alle persone che il 30 novembre verranno a darci un sostegno. Il giorno delle primarie è una prima tappa di un lungo cammino, sarà una corsa in salita, sarà un percorso non facile ed è la ragione per la quale dobbiamo essere uniti, ma soprattutto dobbiamo essere in tanti. Giro tra la gente e saluto al padrone di casa, un sorridente Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, che nella primavera 2013 ci è riuscito e proprio nella capitale della Lega ha vinto le elezioni. Io penso che noi dobbiamo stare sempre vicino ai sindaci ed è motivo anche di soddisfazione che ce ne siano tanti che stanno credendo in questa possibilità di cambiare anche la nostra regione dopo 25 anni. Solo 24 ore prima il quasi avvio ufficiale della campagna elettorale per Luca Zaia, che dalla poltrona di presidente del Veneto non vuole essere scalzato e a Gaiarine fa saltare le castagne sul fuoco. Il fumo lo fa Moretti, dai. Zaia fa castagne, chiama fa il fumo. Brusa Veccia, Brusa Moretti. Qui non è che si divide tra il presidente e il presidente da candidare, noi andiamo fino alla fine, pensiamo a governare, che è la cosa migliore. Fare campagne elettorali e perdere tempo a parlare di politica non serve. Nessuna campagna per il presidente, parlano i fatti, continua Zaia, che ai suoi ricorda. Allora non era facile nel 2010, che sono solo 4 anni fa, ma non era glaciale fa se pensate a tutto quello che è accaduto. Non era facile dire ai privati no guardi mi arrangio, il tempo ci ha dato ragione.